Addio alla portaerei Giuseppe Garibaldi. La nave, in riserva dall'1 ottobre 2024 nell'arsenale di Taranto, sarà ceduta gratuitamente alla Marina Militare della Repubblica Indonesiana. Il governo italiano ha presentato la proposta dello Stato Maggiore della Marina Militare per il via libera definitivo delle commissioni difesa di Camera e Senato. La nave è oggi valutata a poco più di 50 milioni di euro e la cessione alla Marina indonesiana permetterebbe alla Marina italiana di risparmiare sui costi di gestione, che ammonterebbero a circa 5 milioni di euro all'anno tra spese di energia elettrica, vigilanza e altre spese di mantenimento. La cessione a titolo gratuito, inoltre, eviterebbe alla Marina di gestire le fasi di alienazione della nave, una operazione che richiederebbe non meno di 24 mesi per un costo che sfiorerebbe i 19 milioni di euro, somma alla quale andrebbero ad aggiungersi gli eventuali costi di demolizione. Ma non è tutto, perché prima della consegna alla Marina indonesiana, la gloriosa portaerei dovrebbe essere sottoposta a lavori per renderla priva di capacità operative offensive, in quanto i sistemi d'arma presenti non sono funzionanti. Per questi lavori, da eseguire prima del trasferimento nel paese asiatico, sono in corso trattative con Fincantieri. Al termine di queste operazioni, il Garibaldi sarebbe trasformato in portaelicotteri e portadroni. Il governo italiano conta di completare le procedure di cessione entro la fine del 2026. L'Indonesia, dal suo canto, conta di avere la prestigiosa unità militare già entro il 5 ottobre per le celebrazioni della fondazione delle Forze Armate indonesiane. Un epilogo decisamente triste per una delle navi che hanno fatto la storia della Marina Militare Italiana. La nave era stata trasferita nell'arsenale di Taranto nell'ottobre del 2013 per essere sottoposta ad una profonda ristrutturazione svolta dalle maestranze dell'arsenale e delle ditte dell'indotto. Un lavoro complesso che ha riguardato gli impianti e le parti strutturali della nave per un costo iniziale di 11 milioni di euro. Un lavoro che può essere annoverato tra i punti di orgoglio delle imprese tarantine che riuscirono a completare l'opera con 4 mesi di anticipo rispetto alla data prevista, mantenendo i costi della cifra inizialmente assegnata. Con la partenza di nave Garibaldi si chiude la storia italiana di questa portaerei, una storia nella quale entrano di diritto l'arsenale di Taranto e le maestranze che ci hanno lavorato. E a proposito del destino di nave Garibaldi, il Dipartimento Nautico e Navalmeccanico di Confapi esprime il proprio rammarico per veder sfumare definitivamente la flebile speranza di trasformare la portaerei in un museo. Si sarebbe trattato di un'occasione per alimentare il flusso turistico a Taranto. Non si può sottovalutare, osserva Confapi, che poter continuare a dare vita sotto altra forma ad un emblema della nostra forza navale avrebbe potuto rappresentare per il territorio una opportunità di grande interesse, soprattutto in un periodo storico in cui l'esigenza di imprimere una vera diversificazione economico-industriale è divenuta ineludibile per l'intera area ionica.